Stamani, in occasione della festività dell'Epifania e della Santa Messa, abbiamo visto all'opera il coro della chiesa di San Giacomo, formato da tanti volontari musicisti che frequentano la parrocchia, e volere così allietare con la loro esibizione la liturgia. Il coro è diretto da Maria Ausilia Marchese Aragona, con la collaborazione di Angelo Marongiu. Il coro è nato come un servizio alla parrocchia ed è un coro semplicissimo, fatto da persone che intendono offrire e dare un servizio alla parrocchia. Noi animiamo la messa e questo è un servizio che facciamo ben volentieri, e siamo delle persone normalissime che facciamo questo servizio in tutta umiltà. Ripeto, non siamo il coro di Santa Cecilia, però qualche cosa la facciamo. Noi come persone siamo una quindicina, ogni mercoledì facciamo le prove e prepariamo la scaletta per l'animazione della Santa Messa della domenica. Ripeto, il nostro è un coro formato da parrocchiani della chiesa. Da parrocchiani della chiesa, ripeto, San Giacomo, San Giuseppe in San Domenico, perché siamo un'unità pastorale, siamo delle persone semplici, abbiamo sentito questa necessità, questo servizio, lo offriamo, il Donenzo è contento e noi siamo ancora più contenti, perché cantare significa pregare 2 volte. Il coro di San Domenico e San Giacomo è costituito da parrocchiani che ci prodighiamo per rendere sempre più lieta e partecipativa la messa domenicale. Penso che, come spesso si dice, cantare è pregare 2 volte, quindi cantiamo, lodiamo e gioiamo nel Signore, e speriamo che questo servizio prestato possa appunto essere gradito a tutta la comunità, ed è sicuramente un dono, perché noi dobbiamo appunto donare qualcosa di nostro per appunto rendere grazie al Signore. Francesca Palumbo, ha lavorato parecchio anche al presepe di cioccolata, vero? Sì, io da tanti anni sono, oggi sono il riferimento per il dolce presepe. Prima ero una ragazzina e l'ho mangiato ai tempi di Maria Marchese, poi man mano le persone sono andate via, mi sono presa questo onere e onore nello stesso tempo, perché porto avanti un'iniziativa a cui tenevano molte persone, Padre Terrana, Maria Marchese stessa, mia madre che da poco è venuta a mancare, e quest'anno infatti è stato un altro input per poter uscire un pochettino dal dolore, ecco, perché il dolce presepe è anche questo, un modo per lavorare assieme, per stare assieme, per dividere le nostre doti, perché ognuno di noi può avere delle doti che magari non conosce e che riusciamo a rappresentare nel piccolo. Quest'anno abbiamo voluto rappresentare, dietro l'iniziativa di Donenzo, alcune delle chiese importanti della diocesi.